Sono le 8 del mattino, è giovedì 23 aprile, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. E una buona mattinata anche da Marco Carli. E con Marco leggeremo insieme i quotidiani regionali intanto in questo primo segmento di trasmissione, ma ci sono le notizie. Cominciamo subito con il racconto del vertice che c'è stato ieri al MIT, incontro al quale hanno partecipato anche i rappresentanti del Comitato dei Trasporti dei trasportatori siciliani. Un incontro definito positivo, sono stati sospesi i fermi nei porti siciliani, quindi lo stop dei tir è scongiurato, ma sentiamo e vediamo il servizio. La misura del C-Modal Shift andrà fuori dalla normativa europea sugli aiuti di Stato e questo comporterà non avere vincoli temporali o di tetto fondi. I pagamenti mancanti saranno evasi entro un mese. Soddisfazione è stata espressa dal Comitato dei Trasportatori Siciliani, che riporta con queste parole del portavoce Salvatore Bella i passi raggiunti dopo il vertice che si è tenuto a Roma al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. All'incontro col vice ministro Rixi hanno partecipato le principali sigle dell'autotrasporto merci, Contoterzi, chiedendo interventi rapidi e mirati. In ballo c'è la tenuta non solo del settore dell'autotrasporto, ma produttivo in generale. Al centro del dibattito l'impatto dell'aumento dei costi energetici aggravati dalle tensioni internazionali nell'area del Golfo Persico. Durante la riunione le associazioni hanno sottolineato come il taglio delle accise non abbia portato benefici economici per l'autotrasporto e hanno quindi chiesto ristori compensativi pari a 200 euro ogni 1000 litri di gasolio acquistato. Un tavolo tecnico è stato istituito tra il CTS e il Ministero. L'intesa scongiura la ripresa del blocco dei tir nei porti dell'isola. Sul piano normativo, si legge in una nota di una TRAS, il MIT si è impegnato poi su due fronti: la richiesta al Ministero dell'Economia e delle Finanze di anticipare l'utilizzo del credito accise rispetto agli attuali 60 giorni e la predisposizione di una nota esplicativa ufficiale sul corretto funzionamento della clausola del fuel surcharge, strumento essenziale per la tutela economica delle imprese di trasporto. Sono buone notizie sicuramente quelle che abbiamo ascoltato, almeno per quanto riguarda i prossimi giorni non ci dovrebbero essere più blocchi nei porti, è stato scongiurato tutto questo, è un beneficio anche per tutti noi consumatori. E questo è importante anche perché lo leggeremo poi, Angelo, nelle cronache nazionali, che le notizie che arrivano a livello economico invece sempre per quanto riguarda l'Italia non sono positive. Però ci concentriamo invece su quello che succede nella nostra regione, su ciò che abbiamo sentito nel servizio con la prima pagina della Repubblica Palermo. Incontro al Ministero, sospeso il blocco dei tir, leggiamo, fumata bianca al termine dell'incontro, l'abbiamo sentito, al Ministero dei Trasporti fra il vice ministro Rixi e il Comitato Trasportatori Siciliani, che riunisce le grosse aziende della logistica. Abbiamo sentito anche le parole di Salvatore Bella, il blocco è revocato, ci hanno assicurato che le risorse non mancano. Andiamo a vedere altri quotidiani, perché se su Gazzetta del Sud si fa un po' il punto della situazione riportando la notizia, così come abbiamo sentito anche nel nostro servizio, con l'accordo appunto al Ministero dei trasporti, il blocco scongiurato con i padroncini siciliani che sospendono la protesta alla luce dell'intesa con il vice ministro e gli incentivi pubblici che saranno scorporati dalla normativa europea sugli aiuti di Stato. Resta incerta però la strategia per tamponare gli aumenti dei carburanti, il problema che non investe ovviamente solo la nostra regione ma tutta la nazione, che deriva da ciò che sta succedendo in Medio Oriente. Se andiamo, per chiudere questa fase, invece sulla pagina interna di Repubblica Palermo, troviamo le garanzie dal governo con gli autotrasportatori appunto che sospendono la protesta, resta lo stop dei tir delle sigle riunite in una TRAS, mentre gli armatori hanno confermato il blocco dello stretto per l'1 maggio. Ecco qua il punto che vi volevo andare a sottolineare: resta caldo il fronte degli armatori del comparto pesca, lo leggiamo in questo punto. Oltre a minacciare il blocco dello stretto di Messina per il 1° maggio, si dicono pronti a trasferire le loro imprese e i pescherecci a Malta o in Tunisia. E adesso invece la cronaca con la maxi operazione antimafia che è stata portata a termine nel Nisseno nella giornata di ieri. A Niscemi i carabinieri hanno eseguito 35 misure cautelari in un'inchiesta che è stata condotta dalla direzione distrettuale antimafia.
Facevano affari nel settore degli oli esausti e gestivano il traffico di droga imponendo il controllo del territorio con le regole di Cosa Nostra, e questo è il quadro che emerge dall'operazione scattata all'alba a Niscemi, dove i carabinieri hanno eseguito 35 arresti su richiesta della direzione distrettuale antimafia. L'inchiesta ha permesso di ricostruire l'organizzazione guidata dai fratelli Musto, ritenuta ai vertici della famiglia mafiosa di Niscemi. Secondo gli investigatori, il gruppo avrebbe infiltrato il tessuto economico imponendo con minacce e intimidazioni accordi a commercianti ed esercenti, condizionando le attività e limitando la libera concorrenza. La quantità delle denunce lascia molto a desiderare, ma si deve sottolineare che quelle poche che ci sono hanno un valore enorme, sia come valore simbolico sia come valore sostanziale, perché comportano una crepa nel muro dell'omertà e quindi comportano anche un senso di insicurezza in Cosa Nostra. Non c'è più la totale sicurezza di un tempo che nessuno avrebbe parlato. Quello messo in piedi dai fratelli Musso era un sistema che garantiva profitti e rafforzava il controllo sul territorio, con collegamenti anche con ambienti mafiosi del catanese. Dalle attività investigative rileviamo proprio questo: l'impresa interessata ad assicurarsi una posizione monopolistica ha contattato, quindi ha fatto il primo passo verso chi di fatto gestiva questo monopolio per scalzare la precedente ditta, e questo, diciamo, è il meccanismo che l'attività di indagine ha restituito. Nel corso dell'operazione sono state sequestrate 2 aziende coinvolte nel business illecito per un valore complessivo di oltre 6 milioni di euro. Operazione di ieri, ma stamattina sui giornali se ne parla. Ovviamente sì, Angelo, perché andiamo subito sulle prime pagine dei quotidiani locali, partendo dalla Giornale di Sicilia, che ha questo richiamo in prima per ciò che concerne la notizia che vi abbiamo appena dato con il nostro servizio. Niscemi non solo la frana, pure affari sporchi dei boss, l'inchiesta sullo smaltimento di oli usati e della DDA diretta da Salvatore De Luca. Andando sulle pagine invece della Sicilia, che fino ad ora non abbiamo ancora visto, troviamo la notizia in una zona più alta della prima pagina, qua sotto la testata, il blitz con 35 arresti, il padre del boss poeta antimafia, il figlio in affari fra rifiuti e droga. Perché succede questo? Lo leggiamo anche nelle pagine interne appunto della Sicilia. Poesia alle vittime di mafia, mentre il figlio boss fa affari sui rifiuti e sugli oli esausti. Nel servizio si legge questo nell'articolo: dal carcere il figlio acquisisce le regole per fare soldi con i rifiuti, mentre il padre, non sapendo che sarebbe finito nel vortice giudiziario per mafia, sale sul palco il 21 marzo del 2023, stiamo parlando di appena 3 anni fa, per ricordare le vittime innocenti di mafia con una poesia. Siamo a Niscemi, dove il buono e il cattivo spesso si mischiano. A te. Sì, parliamo adesso di voto di scambio. Torna libero il deputato regionale siciliano Castiglione, era ai domiciliari da oltre un anno. Sono cessate le esigenze cautelari e non v'è pericolo di recidiva. Con queste motivazioni il deputato autonomista Giuseppe Castiglione torna libero dopo essere stato ai domiciliari per più di un anno, dal 24 febbraio del 2025, coinvolto nell'inchiesta per voto di scambio politico-mafioso, reato per il quale pochi giorni fa è stato rinviato a giudizio. La revoca della misura cautelare è stata disposta dal giudice per l'udienza preliminare di Giacomo Barbagallo su richiesta del legale di Castiglione. Lo stesso provvedimento è stato emesso per altri 2 indagati dell'operazione antimafia Mercurio, portata avanti dai carabinieri del Rosso di Catania, entrambi agli arresti domiciliari ed entrambi rinviati a giudizio. L'ex dipendente della MTS Giuseppe Coco e l'ex consigliere comunale di Misterbianco Matteo Marchese. Secondo l'accusa, Castiglione e Marchese avrebbero sottoscritto un accordo con il clan Santa Paola Ercolano per riuscire a vincere le competizioni elettorali nelle quali si erano candidati. Le contestazioni riguardano le regionali del 2022 per Castiglione, che si è dimesso dalla Commissione regionale antimafia ed è stato sospeso in applicazione della legge Severino dall'incarico di deputato all'Ars, e le comunali del 2021 a Misterbianco per Marchese. La procura aveva dato parere negativo alla decadenza della misura cautelare. Torniamo di nuovo a leggere i giornali, Marco. Anche qui, Angelo, vi porto su una prima pagina. In questo caso scegliamo la Sicilia di Catania per andare a vedere il titolo che troviamo su questa notizia. Anche in questo caso stiamo parlando di un richiamo in prima, che per il resto si concentra, ma poi lo vedremo dopo, sulle situazioni nazionali e internazionali. Processi, ecco il titolo che cercavamo. Cuffaro, chiesto rinvio a giudizio, Castiglione
Castiglione libero il rebus all'Ars. La Procura di Palermo chiede il giudizio per Cuffaro e altri, a Catania il GUP revoca i domiciliari a Castiglione che potrebbe appunto tornare all'Ars. Se andiamo nelle pagine interne lo facciamo subito, troviamo l'articolo appunto completo con questo testo a giudizio per voto di scambio, Castiglione libero e le porte girevoli per il seggio all'Ars. Il GUP, accogliendo l'istanza dei difensori, ha disposto la revoca degli arresti domiciliari. La Procura di Catania aveva espresso parere contrario alla decadenza della misura cautelare, ma per il giudice le esigenze cautelari originariamente prospettate sono dunque cessate, così Castiglione torna libero. A te. Sì, una notizia adesso, ha ucciso la madre il 14 gennaio del 2025 con 112 coltellate nell'abitazione dove abitavano a Messina. La Corte di Assise ha condannato all'ergastolo Giosuè Fogliani di 27 anni. Prima della sentenza l'imputato ha fatto anche delle dichiarazioni spontanee dicendosi profondamente addolorato e pentito per quello che aveva fatto alla mamma e quello che ho fatto, non lo volevo fare, queste sono le sue parole. Poi a un certo punto ha detto non ho capito più niente. Queste le sue dichiarazioni prima della condanna. Vi do ancora una notizia: la Guardia di Finanza di Caltanissetta, in collaborazione anche con il Comando Provinciale di Agrigento, hanno sequestrato 23 kg di hashish e marijuana, oltre anche al denaro contante per circa 86.000 euro. È stato arrestato un uomo originario di Agrigento in flagranza di reato. L'indagine praticamente ha portato per l'appunto a questi provvedimenti. L'intera operazione ha, come detto, consentito il sequestro di complessivi 23 kg di droga. Adesso siamo a Niscemi, ma per parlare di altro, perché nella giornata di ieri è arrivato dal Senato l'ok definitivo al via libera del cosiddetto decreto Niscemi, che adesso è legge. Vediamo quali sono i contenuti di questo provvedimento. Via libera definitivo del Senato al cosiddetto decreto Niscemi, il provvedimento che introduce misure urgenti per i danni causati dalla frana e dal maltempo che ha colpito Sicilia, Sardegna e Calabria. Il testo, già approvato alla Camera, è stato votato per alzata di mano ed ora è legge. Un passaggio parlamentare che punta a dare risposte rapide ai territori colpiti, ma a Niscemi l'emergenza resta ancora concreta. A quasi 3 mesi dall'evento molte famiglie vivono infatti una condizione di forte disagio economico. C'è chi è stato costretto a lasciare la propria abitazione per settimane, chi ancora oggi fatica a rientrare e a riprendere una vita normale. E mentre si attendono gli effetti del decreto emerge anche un altro nodo. Il Comitato Evento Franoso segnala che diverse associazioni, Onlus e soggetti privati hanno raccolto donazioni destinate ai cittadini colpiti, ma che tali fondi, salvo rare eccezioni, non sarebbero ancora stati distribuiti né trasferiti al Comune. Una situazione che solleva interrogativi e alimenta la richiesta di interventi immediati. Chiediamo che queste associazioni si adoperino affinché dividano al più presto le somme che hanno raccolto alle famiglie degli sfollati. Già il comune di Niscemi sta provvedendo a dividere in maniera proporzionale le somme che sono andate al comune. Speriamo che altrettanto le associazioni che hanno fatto queste raccolte si adoperano per dividere le somme alle famiglie sfollate. Tra le proposte l'adozione di criteri proporzionali simili a quelli già utilizzati per il contributo di autonoma sistemazione per garantire equità nella distribuzione degli aiuti. Intanto il comitato si dice pronto a collaborare con enti e organizzazioni per facilitare le procedure e accelerare i tempi, perché mentre le verifiche continuano, per molte famiglie il tempo dell'attesa è già fin troppo lungo. Allora Marco, vediamo un po' di capire in maniera più dettagliata, se possiamo, dai giornali quanto abbiamo già raccontato nel servizio del nostro Geritali. E ti faccio vedere, Angelo, due pagine dei quotidiani locali, perché in una raccontiamo la notizia, come abbiamo sentito anche nel pezzo del nostro Geritalia, nell'altra andiamo a vedere quello che le polemiche che questa notizia ha suscitato, come spesso avviene a livello politico. Allora, Niscemi e Erri, il Parlamento che vara il decreto legge, 165 milioni in 3 anni, sono le misure urgenti dopo il maltempo che dal 18 gennaio ha colpito Sicilia, Sardegna e Calabria. Prevista la sospensione fino al 30 di aprile di tasse e tributi a carico di privati e attività economiche. Già qua troviamo
alcune considerazioni, per esempio quelle del senatore Nicita del PD, somme inadeguate che non danno risposte ai territori devastati dal ciclone. Ma se andiamo sulla Sicilia troviamo anche ulteriori spunti polemici, perché si parla degli aiuti su Niscemi e Erri, che appunto diventano legge come abbiamo sentito, ma le opposizioni parlano di un decreto irrilevante. Le critiche di Movimento 5 Stelle, PD e Italia Viva, mentre Pogliese di Fratelli d'Italia dice il governo non si è risparmiato, ma la 5 Stelle Damante attacca, tolti 6 miliardi sul dissesto e adesso per 150 milioni dovremmo applaudirli. Questo è quello che succede a livello politico anche dopo le decisioni prese sul ciclone e su Niscemi. A te. Adesso invece andiamo a Palermo, perché ieri sera c'è stata una manifestazione in via Marturano, luogo dove lo scorso 10 di aprile hanno perso la vita 2 operai. Al grido "non si può continuare a morire così", i manifestanti insomma hanno espresso e manifestato il loro disappunto. Quando muore qualcuno dobbiamo unirci tutti. Quando muore qualcuno senza giustizia, senza tutele, ci dobbiamo unire tutti. Associazioni, sindacati e liberi cittadini ieri sera hanno partecipato alla manifestazione in via Marturano, luogo della tragedia sul lavoro, in cui il 10 aprile scorso hanno perso la vita 2 operai, Najah Jaledin e Daniluk Tiberi Mikai. Dopo quasi 2 settimane, adesso è il momento della rabbia e soprattutto si chiede che venga fatta giustizia. Palermo non può più girarsi dall'altra parte, deve cambiare adesso, perché il lavoro deve essere dignità, non una condanna a morte. Proseguono le indagini per accertare come sono morti i 2 operai, intanto quello che è stato certificato fino adesso è un rosario di irregolarità. Vi rendete conto che noi per una città di 700.000 abitanti, quinta città d'Italia, abbiamo un ispettore del lavoro che dovrebbe controllare ogni giorno tutti i cantieri, la sicurezza dei cantieri, la regolarità delle posizioni dei lavoratori. Allora poi, come dire, pensare male si fa peccato, però spesso ci si azzecca. Allora, Palermo in piazza ieri sera per ricordare i 2 operai. Adesso andiamo a chiudere la prima parte di rassegna stampa, quella regionale. Marco. E andiamo a vedere, Angelo, come sempre facciamo le prime pagine dei vari quotidiani regionali, ma io prima delle prime pagine vi porto invece sul nostro sito Sicilia Web, perché vi faccio vedere la prima pagina, anzi la home page del nostro sito, partendo da questa notizia di cronaca: auto e moto a fuoco, la paura in via Coviello, a Catania mezzi distrutti, danni a un'altra macchina e all'ingresso di un palazzo. Poi ci sono le altre varie notizie che troviamo anche di spalla: la frana con la mafia, stop al boss malato di Malavita, oppure l'inverno, l'avete notato sicuramente nella mattinata di oggi, l'inverno per un giorno che sta colpendo la nostra regione, inverno che sembra essere ritornato, anche se le temperature certamente non sono invernali. E poi tutti i nostri servizi, come sempre su Sicilia Web, i servizi dei nostri telegiornali in evidenza, oltre alla pagina sportiva. Ritorniamo invece sulle prime pagine dei quotidiani, perché vi porto su quelle che ancora non abbiamo visto, come ad esempio la Gazzetta del Sud, per vedere i titoli principali. Si parte da ciò che è successo a Catanzaro, il dramma di una madre, il bimbo di 4 mesi e quello di 4 anni. Nella notte si getta dal balcone del 3° piano con i 3 figlioletti, il bimbo, uno dei 2 e l'altro, la sorellina di 6 anni, sono morti. Invece la sorellina di 6 anni è in gravissime condizioni. La 46enne Anna Democrito lavorava in una RSA, la città ovviamente in lutto. Poi il titolo principale è dedicato al rapporto deficit-PIL, ne parleremo tantissimo nella parte dedicata ai quotidiani nazionali. L'Italia resta sotto la procedura dell'Unione Europea. E poi ancora cronaca estera, con Roma che invierà 4 navi nel Golfo Persico, ma solo a guerra finita, diciamo per la pace. Sotto questo è l'intendimento del nostro governo. Il Giornale di Sicilia, abbiamo visto alcuni titoli, andiamo sugli altri con l'apertura che è questa: bonus, truffe e condanne. Palermo lavori fantasma e imbrogli da 26 milioni, sono pene severe
per le 7 persone. Mafia oltre un secolo a 18 imputati, il processo al clan della Noce, mentre va avanti l'inchiesta su Brancaccio. Si parla poi di Cannella che sale a Roma. Andiamo ad evidenziare anche questo articolo di spalla, il vice sindaco di Palermo che diventa sottosegretario via le grandi manovre. Ci sono 2 nuovi sottosegretari siciliani, ma ne parleremo fra pochissimo. Questo è il giornale di Sicilia. Della Sicilia abbiamo già visto praticamente tutto. Andiamo su Repubblica Palermo perché troviamo appunto questa notizia in apertura. Spesso Repubblica Palermo si concentra anche sui movimenti politici. In questo senso sono movimenti che coinvolgono 2 siciliani e in questa partita dei sottosegretari. L'Isola ne incassa 2 con Forza Italia fuori, gli incarichi nel governo Meloni. Per il centrodestra scosso dalle inchieste giudiziarie, premiato il partito di Lupi e Romano, Cannella, Fratelli d'Italia, lascia il posto di vice sindaco di Palermo. Ci sono dei riferimenti ovviamente anche nelle pagine interne. Questa è la seconda pagina con il centrodestra siciliano travolto dalle inchieste che incassa però 2 sottosegretari. Cannella di Fratelli d'Italia va alla cultura e Dell'Utri di Noi Moderati agli esteri. Tagliati fuori Forza Italia, ora il faccia a faccia tra Tajani e Schifani. Questo insomma ciò che è successo in questo mini rimpasto, così è stato chiamato a livello nazionale, che ha coinvolto comunque 2 siciliani. Ad esempio il vice sindaco di Palermo, appunto, Cannella, che lascia la giunta, la Galla per ora tiene la delega, entra nel governo appunto Cannella e lascia il posto di vice sindaco di Palermo in il viaggio di un underdog mai fortunato alle elezioni. Chiudiamo, Angelo, facendoti vedere la prima di Catania della Sicilia. Questi sono i titoli che troviamo. La sanità a Librino e Mister Bianco, aprono oggi le case di comunità, le strutture realizzate con fondi del PNRR garantiranno prossimità e integrazione dei servizi. E poi nel titolo sotto la testata, traffico di cocaina, ecco i brand dei narcos, così loghi e marchi diventano input investigativi per ricostruire le rotte della droga. A te, Angelo. Grazie Marco. E noi adesso vediamo un po' la situazione della viabilità. Cominciamo con le immagini che ci arrivano da Catania Tondo Gioieni, con la giornata particolarmente uggiosa e dunque il traffico che è sicuramente ancora più rallentato rispetto alle altre giornate a quest'ora. Dal Tondo Gioieni siamo invece adesso su via Vincenzo Giuffrida, anche qui traffico sostenuto con auto in questo momento ferme che rispettano chiaramente i semafori e con i pedoni che attraversano anche via Vincenzo Giuffrida nelle nostre immagini. Qui siamo invece nella parte bassa della circonvallazione, all'altezza di via Lodorico da Pordenone. Come possiamo notare, le auto sono incolonnate, vanno davvero a rilento. Siamo in direzione Mister Bianco, in direzione Policlinico. Non vediamo l'Etna, mi dispiace per i nostri amici da casa, purtroppo il cielo è particolarmente nuvoloso sia dal punto di vista sia dalla nostra telecamera su Catania, ma anche dalla telecamera di Taormina non si vede l'Etna. Vediamo sì il golfo di Taormina, ma oggi la giornata è decisamente nuvolosa e uggiosa, almeno su questa parte dell'isola. Quello che abbiamo visto è soltanto la Sicilia orientale, magari da qualche altra parte ci sarà qualche spiraglio di sole. Prima di fermarci ancora devo darvi una notizia, un aggiornamento. È stata sequestrata a Siracusa un'area di rimessaggio nautico del valore di circa 500.000 euro. L'operazione è stata eseguita dalla Guardia di Finanza nell'ambito di un'indagine per bancarotta fraudolenta aggravata. 2 persone sono state denunciate con l'accusa di avere sottratto ai creditori il principale bene di una società fallita attraverso una serie di cessioni immobiliari fittizie tra società riconducibili allo stesso gruppo. I maggiori aggiornamenti chiaramente nei nostri telegiornali. Adesso, come anticipato, ci fermiamo, c'è una brevissima sosta e dopo andremo a leggere i quotidiani, con quelli nazionali, con Marco Carli.
Bentornati a Buongiorno Sicilia, è il momento di leggere i quotidiani nazionali. Marco. Andiamo subito, Angelo, fra poco le vedremo le prime pagine. Intanto vi riassumo che le notizie fondamentalmente sono due. Una legata alla situazione economica dell'Italia, con l'Italia che resta sotto procedura dell'Unione Europea. Andremo a capire anche perché il rapporto è quello del deficit con il PIL, ma lo vedremo ovviamente fra pochissimo. E poi l'altra notizia invece, come sempre, legata al Medio Oriente, con il sequestro di 2 navi cargo da parte dell'Iran nello stretto di Hormuz, e poi la potenziale apertura al dialogo che non c'è stata ieri ma che potrebbe esserci domani secondo Trump. Andiamo a vedere sul Corriere della Sera i 2 titoli di cui vi riferivo all'inizio. Il deficit, l'Italia con 9 paesi resta sotto procedura. Meloni accusa Conte, super bonus sciagurato. Diciamo che l'accusa è legata appunto alle scelte fatte in precedenza. Ma poi c'è il titolo principale, che è questo: l'Iran che sequestra 2 navi cargo, la tensione che resta a Hormuz, la Marina italiana pronti a inviare 4 unità dopo la tregua, insomma 4 unità navali italiane che serviranno a garantire di restare in pace, sempre che si arrivi a questa pace. E il leader degli Stati Uniti, Trump, dice colloqui possibili domani. Teheran, via il blocco ai porti, e poi intanto da Mosca arrivano, da parte di un giornalista molto vicino a Putin, nuovi insulti a Meloni, che sta facendo collezione in questo periodo, fa quello che arriva da Trump a livello degli Stati Uniti e ciò che arriva dalla Russia da questo giornalista. L'approfondimento per la situazione legata al Medio Oriente ve lo facciamo vedere attraverso questa pagina. L'Iran che attacca 3 navi nelle acque di Hormuz, 2 sono sequestrate, petrolio intanto oltre i $100. Tutte queste oscillazioni chiaramente vanno poi a coinvolgere anche i prezzi che vediamo di benzina e diesel, soprattutto diesel, e chiaramente anche del gas. Le portacontainer colpite dai Pasdaran tentavano di aggirare i blocchi, gli Stati Uniti che dirottano 3 petroliere con bandiera iraniana nell'Oceano Indiano. Il tema poi che ritroviamo è quello legato alla situazione della nostra economia, ma prima di questo, eccolo qua, andiamo a vedere invece la situazione legata ai negoziati, perché Trump dà altro tempo ai negoziatori e divide la NATO, come spesso fa, in buoni e cattivi. La Casa Bianca ipotizza ritorsioni contro gli alleati che non avrebbero aiutato. Questa è un po' la situazione internazionale che, come sempre succede, si riflette anche sull'Unione Europea alleata degli Stati Uniti, ma con, come fa capire Trump, con differenti gradi di intesa, ecco, se vogliamo chiamarli così. Andiamo a vedere invece la situazione economica con questo titolo: il deficit al 3,1%, insomma Italia sopra solamente dell'1%. L'Italia però resta così sotto la procedura dell'Unione Europea, con il super bonus sciagurato, l'abbiamo già visto. Il leader del Movimento 5 Stelle risponde però alla Premier: basta super scuse, hai fallito. Questo il tema che arriva da Conte. A proposito delle varie notizie, appunto vi dicevo le aperture dei quotidiani che differiscono. Qualcuno apre con la notizia sulla situazione in Medio Oriente e qualcun altro, molti di più devo dire, aprono con invece la situazione italiana. Per esempio andiamo a vedere alcuni titoli come quello del Riformista. Si parla di blocco e sblocco e questo è ovviamente relativo a ciò che sta succedendo in Medio Oriente, ma non solo. Hormuz è ancora blindato, sequestrati 2 mercantili dall'Iran, la Marina italiana che pianifica l'invio di 4 navi nello stretto, ma anche via libera dall'Unione Europea invece al prestito di 90 miliardi per Kiev, questo per l'Ucraina. Dunque, per cui da una parte
il blocco che resta, che potrebbe essere tolto, tutto dipenderà dai colloqui, se ci saranno domani, insomma tutto resta un po' in alto mare, visto che si parla di uno stretto marino, e poi via libera dall'Unione Europea invece appunto al prestito di 90 miliardi per l'Ucraina. Ci sono poi tutte queste notizie legate appunto a ciò che succede anche in Medio Oriente, come ad esempio il Sole 24 Ore con questo titolo: Trump colloqui con Teheran, forse già domani. L'Iran intanto sequestrati 2 cargo della MSC. Su questo, sul Sole 24 Ore, troviamo anche le parole di O'Leary della Ryanair, perché i costi ovviamente del kerosene, del carburante che usano gli aerei, rischiano di limitare i voli, di influenzare quello che succede sulle rotte nazionali. Già ad esempio Lufthansa ha fatto capire di voler diminuire i propri voli nel giro dei prossimi giorni e dei prossimi mesi, ma addirittura, guardando le parole di O'Leary di Ryanair sul Sole 24 Ore, con il petrolio così alto qualche compagnia fallirà. Queste sono le parole di Ryanair, per cui la situazione che è pesante per quanto riguarda l'energia lo diventa ancora di più quando si parla del traffico aereo. Andiamo invece sulla situazione legata ai conti dello Stato e a questo rapporto deficit-PIL che ci mette l'Italia ancora sotto la procedura di infrazione da parte dell'Unione Europea. Partiamo da Repubblica con questo titolo: obiettivo fallito, rallenta la crescita, il rapporto deficit-PIL al 3,1%, l'Italia resta in procedura di infrazione. Giorgetti pronti a fare da soli, l'ira di Meloni, effetto del super bonus, mentre le opposizioni parlano di flop. Botta e risposta fra appunto maggioranza e opposizione, fra governo e opposizione in questo caso. La notizia è abbastanza chiara, come viene riportata praticamente da quasi tutti i quotidiani. Qui stiamo ad esempio sul Messaggero. Resta la procedura dell'Unione Europea, l'indebitamento sopra la soglia, poche centinaia di milioni, e in effetti è questo che porta a questo più 0,1% che ci mantiene all'interno di questa procedura, impedisce appunto al Paese il rientro nei parametri. Meloni parla di beffa, colpa di Istat e superbonus, Conte frutto dell'austerità di questo periodo, di questo momento. E ovviamente ci sono tutte le varie interpretazioni a questa notizia che troviamo sui vari quotidiani e che ci piace evidenziare perché chiaramente portano con loro, questi titoli, tutte le differenze legate appunto alla notizia che abbiamo appena dato. Ad esempio sul Libero questo è il titolo: avviso all'Europa, il patto ci ha rotto, deficit al 3,1%, per uno 0,1% resta la procedura di infrazione dell'Unione Europea. Il Premier beffati da stime e superbonus, Giorgetti scostamento di bilancio, faremo da soli, tanti sono insieme a noi, nuovo piano europeo anticrisi, vogliono battere Teheran con voucher e pannelli solari. Si parla molto di questo razionamento che ci potrebbe essere in Europa con l'Unione Europea e soprattutto ovviamente se dovesse andare avanti la guerra in Medio Oriente e non vincere invece la tregua. Andiamo sul Manifesto per vedere un titolo completamente opposto rispetto a quello che abbiamo visto su Libero. Il titolo è questo: ultimi spiccioli. Eurostat affossa le speranze del governo, per pochi punti percentuali nel rapporto tra deficit e PIL l'Italia resta sotto osservazione. L'austerità che la Premier ha accettato la condanna a un messo finale di legislatura. In arrivo dunque altri tagli. Qui ci si concentra appunto sull'austerità, come ha fatto Conte rispondendo a Meloni che accusava invece il super bonus. Ci spostiamo invece sull'Unità che dà questo titolo: conti in ordine, Eurostat dice no.
Dunque, fondamentalmente boccia Meloni. Per l'Italia è game over, non c'è un euro. Questa è la sentenza che arriva dall'Unità e dunque resta la procedura di infrazione per quanto riguarda appunto il quotidiano. Ma se andiamo invece su altri quotidiani come il Giornale, troviamo questo titolo. Il complottistat, per cui se da una parte c'è la causa è derivata dall'austerità di questo periodo, invece qui ci si concentra sul super bonus e sull'Istat. Deficit PIL al 3,1%, spunta il giallo della manina 5 Stelle. L'Italia resta in procedura Unione Europea, Meloni appunto colpa del super bonus. Il retroscena, eccolo qua, l'opposizione che esulta per lo sforamento, ma anche le influenze sospette. Le parole poi di Pichetto Fratin che dice pochi decimali, Bruxelles sa bene che è un non nulla, sta di fatto che appunto l'Italia resta in questa procedura di infrazione. A te Angelo. Sì, grazie Marco, andiamo alle agenzie per un aggiornamento. C'è stato un incidente stradale purtroppo mortale nella notte nel Palermitano a Carini. Un uomo è morto, 2 persone sono rimaste ferite nello scontro tra 2 vetture avvenuto in via Gaspare Cusumano. Adesso ci fermiamo ancora, breve sosta, poi torneremo insieme con i primi ospiti della nostra mattinata. E allora di nuovo insieme, buongiorno Sicilia. Adesso facciamo una parentesi che è a metà tra la musica e la solidarietà, perché in studio qui con me ci sono Luca Madonia. Buongiorno, ciao buongiorno. Luca. E grazie a Matteo Lamantia anche per essere qui. Allora, tutte e due perché qui? Perché intanto parliamo di questo concerto, questo concertone che si sta organizzando per Niscemi, per quello che ha vissuto la comunità di Niscemi, per quello che continua a vivere. Ieri abbiamo appreso che il Senato ha dato il via libera al decreto Niscemi con aiuti certamente, ma che non possono certamente bastare per quello che è successo. Che cosa succede? Comincio da Luca, poi vado da Matteo. Succede che sabato saremo appunto, l'hai detta, a Niscemi. Ci hanno chiesto di partecipare a questo evento di solidarietà per questa terra martoriata per tutti i disastri che appunto purtroppo sono accaduti, e devo dire che quando noi artisti possiamo dare il nostro piccolo contributo, a esserci per sensibilizzare su un problema o qualcosa, insomma dobbiamo appunto esserci, rispondere subito, e staremo lì insieme ad altri colleghi fantastici. Speriamo che sia appunto una bella serata. Siamo qua. La serata, il titolo della serata lo diamo in italiano perché in inglese l'arte è questa. L'arte è questa perché poi basta poco, no? Non è necessario fare cose strabilianti, perché la musica molto spesso si può fare con pochi strumenti, con una bella voce e dare un po' di serenità a chi in questo momento ha bisogno davvero di essere sostenuto. Esatto, diciamo che in casi come questi, quando la musica può riuscire a dare appunto un sostegno, un appoggio a quello che è una situazione del genere, a noi fa sempre piacere, per cui siamo veramente contenti di partecipare a questa manifestazione, come ha detto Luca, insieme a tanti altri artisti, e che dire... Vi aspettiamo. Quello senz'altro, anche perché poi l'obiettivo, ci torniamo, è quello, vedete qua nella locandina Artist This, artisti per Niscemi, c'è una serie di nomi che possiamo anche leggere insieme a voi, però dicevo, l'obiettivo è quello di non tanto regalare qualche ora di serenità, di tranquillità, ma è quello di poter raccogliere altri fondi per queste persone, per chi ha dovuto lasciare non solo la casa, che è la cosa più importante, ma anche i piccoli ricordi di una vita, perché non è più riuscito a tornare dentro la loro casa per prendere quello che magari aveva di più caro. È una situazione sicuramente drammatica. Ora è chiaro, noi cercheremo appunto, come dicevi, di raccogliere dei fondi in piazza, che saranno una cosa ovviamente marginale. Mi auguro che lo Stato si svegli definitivamente, perché insomma... però, ripeto, esserci era importante fare capire che insomma noi ci siamo, d'altronde il nostro lavoro è anche questo, fare girare la voce. Ecco. Sostenere anche chi ha bisogno in alcuni momenti. Matteo, suonare in queste circostanze può dare, come dire,
dentro, può scatenare qualcosa di forte, di emozionante, Beh, sicuramente innanzitutto quando accadono cose come quelle che sono accadute a Niscemi, quindi vedere la nostra terra che in alcuni casi si sgretola, come dire, in questi casi, chiaramente è una cosa che fa soffrire, no? È una cosa che fa star male, per cui sicuramente anche dal nostro punto di vista suonare, cantare, dare la nostra musica ha un significato più profondo perché siamo siciliani e vogliamo dare il nostro apporto appunto anche per migliorare quello che è possibile nella nostra terra, per cui sicuramente una manifestazione del genere ci fa, come dire, ci fa suonare con una profondità maggiore. Ecco. Questa è la cosa più importante, perché poi c'è una partecipazione quando siamo vicini a un evento, quando si è vicini a qualcosa, quando ci tocca qualcosa da vicino, poi le emozioni si sprigionano in maniera quasi imprevedibile, direi io, perché poi magari sicuramente ci saranno delle improvvisazioni, non ci sarà soltanto quello che immagino, attenzione, perché tutti gli artisti hanno questa grande capacità di poter improvvisare, di fare qualcosa di diverso rispetto a quello che c'è scritto nella scaletta, perché le scalette sono un po' aride, sono un po' troppo fredde. Quello assolutamente è vero, noi infatti abbiamo subito risposto sì a questa chiamata, diciamo, poi cosa accadrà sul palco si vedrà, ma sono le serate magiche che nascono appunto così, cioè non è canonico concerto, siamo lì perché è importante esserci, siamo tutti amici e cercheremo di dare il meglio di noi a gente che ha bisogno di quantomeno distrarsi un minimo e sentirsi abbracciata. E l'idea in qualche modo anche di Nucciola Ferlita, che sarà che è l'uomo che ha organizzato, ha messo tutto assieme, no? Con la sua agenzia Punto a Capo, di mettere assieme tutti gli artisti, parte degli artisti siciliani che fanno musica tutto l'anno, ma per una serata faranno musica per la nostra terra, faranno musica per Niscemi. Grazie anche a Nuccio allora che ha messo la sua organizzazione a disposizione. Esatto, sì, no, Nuccio lo conosciamo già da tempo, si è sempre speso per i concerti qui in Sicilia, quindi siamo contenti. Io volevo aggiungere che noi come Sugar Free saremo in una situazione molto intima, molto in acustico, saremo un duo acustico, per cui anche lì andare in acustico, andare a suonare in maniera più intima, paradossalmente ti dà ancora più profondità, perché è come denudarsi da tutto quello che è gli arrangiamenti dei brani, andare proprio al succo della musica, per cui siamo contenti. Dai. Non vogliamo spoilerare assolutamente nulla, però Matteo ci ha anticipato qualcosa degli Sugar Free, cosa faranno, cosa magari metteranno sul palco. Immaginiamo che Luca ha anche una sua idea, sta pensando... non abbiamo molto tempo ciascuno di noi perché siamo in tanti. Io cercherò in pochi brani di racchiudere una bellissima vita in musica, per cui piglierò qua e là negli anni, nelle stagioni musicali. Per fortuna ne ho attraversate tante. Vabbè, diciamo che ce ne sono tante da poter, diciamo, regalare agli amici che saranno presenti, che potranno seguire dal vivo questo evento, questa notte magica di Niscemi. Ci sarà, ti faccio una domanda, ci sarà un pensiero, visto che tu sei stato per tantissimi anni legato al maestro Franco Battiato. Sì, ci sarà un pensiero, anche perché insomma Franco per me rimane volo altissimo, il più grande di tutti, per cui mi fa sempre un piacere immenso ricordarlo. Questa è già una notizia, stiamo spoilerando. Però stai facendo troppo spoiler. Ci fermiamo qui da questo punto di vista. E invece volevo, visto che siamo qui, non possiamo non parlare. Comincio con Matteo Amantia. Sugar Free, questa è una serata particolare, che è una parentesi, però che cosa stai preparando, cosa state preparando? Immagino che insomma la bella stagione sta per arrivare, allora quello è il momento. Allora stiamo preparando innanzitutto il tour estivo con tutta la band, siamo 5 elementi, e poi stiamo preparando anche brani nuovi. Ci sarà un brano che uscirà probabilmente prima dell'estate con una collaborazione importante, ma che per adesso non posso spoilerare. Non diciamo nulla. Quindi siamo, diciamo, in lavorazione sia per quanto riguarda il lato della produzione sia per i concerti. Quindi insomma è un momento piuttosto intenso, impegnativo, ma nonostante questi
impegni, nonostante tutti questi lavori da fare. Ci siamo. La risposta è stata presente. Chiedo a Luca anche che, insomma, tu di musica ma guarda, io ti rispondo da quanto? 30 anni, forse di più, 40 no, anni? di più, 40? più di 40, perché se consideri 8 anni di De Novo e poi 35, 6, 7 da solista. Quando parla dei De Novo ricordo i miei tempi al liceo, quindi insomma, faccio immaginare. Eravamo tutti ragazzini, ora siamo un po' cresciuti, siamo un po' più consapevoli diciamo, di ciò che accade nel mondo. No, anch'io aspetto l'estate, è il momento caldo per noi cantanti, artisti, è la fase più bella, incontrare il pubblico, girare, speriamo di lavorare tanto quest'estate. Quello è importante, certo, perché le piazze calde della nostra... Sì. Parliamo della Sicilia, ma immagino ci saranno sì, anche tutta possibilità Italia, sì. di andare anche fuori. E poi vorrei dire quando una cosa che è carina, cioè io fondamentalmente mi muovo in un trio acustico perché anch'io ho spogliato le canzoni, mi sembra bello presentare levando gli orpelli ciò che è giù in sala discografica, un trio acustico meraviglioso di amici tutti, la bassista è la moglie di Matteo, Ambra Scamato, quindi siamo in famiglia, noi lavoriamo in famiglia, e poi Dennis Marino ovviamente che è anche il mio produttore, insomma quando c'è l'amicizia in musica le cose vengono meglio. C'è una magia, un'alchimia particolare. Questo è verissimo. Un'alchimia e particolare. per fortuna c'è. Allora, io vorrei tornare per un attimo, poi torniamo magari a cercare di capire la vostra attività, cosa vi porta a fare, cosa state sperimentando. Tu qualche cosa ce l'hai detto, lui invece ancora si tiene abbottonato. No, volevo ricordare che la serata, fra altre cose, di sabato sarà presentata da due nostri volti della nostra rete. Parlo di Desiree Ferlito e Ruggero Sardo. Altri amici, quindi diciamo altri amici, sarà una serata tra amici. Vorrei tornare di nuovo da Luca perché lui ci ha detto sì, spoglio le canzoni, non è che ci sta dicendo che cosa sta preparando veramente, cosa sta studiando di nuovo, perché poi la ricerca del nuovo c'è sempre. Guarda, noi cantanti abbiamo questo difetto fondamentale, che ogni tanto tiriamo fuori qualche pezzo nuovo, qualche brano, e così sto lavorando anch'io a qualcosa di nuovo per capire, senza fretta, senza urgenza. E poi appunto, come ti dicevo, veramente spero di lavorare tanto, di andare in giro. Anche con Ruggero ho lavorato spesso, devo dire. Salutiamo Ruggero, salutiamo la nostra Desiree. Salutiamo tutti ovviamente e... Siamo qua, noi ci siamo, continuiamo a divertirci a fare questo mestiere. Questa è una cosa importante, questo è fondamentale. È fondamentale. Allora, sabato sera in piazza a Niscemi. Piazza Vittorio Emanuele, credo. Ho studiato bene? Sì, Piazza Vittorio Emanuele. Allora, diciamo che siamo nel centro storico di Niscemi. Art is this, quindi questa è l'arte ed è la nostra arte, l'arte della nostra terra, della nostra Sicilia, che grazie, dicevo prima a Nucciola Ferlita, grazie anche a tutti voi che avete risposto subito sì, regalerà un paio d'ore, saranno 3 ore immaginiamo di concerto circa, di spensieratezza a chi ha bisogno in questo momento di evadere dai problemi che sono tanti e sono seri, sono grossi, ma soprattutto l'invito che facciamo proprio stamattina da Buongiorno Sicilia, lo faremo sempre, per chi è in piazza, per chi non è in piazza, in qualche modo di aiutare, dare anche un piccolo sostegno. Tutti noi facessimo la nostra parte, saremo sicuramente un giorno ricompensati da chi ha avuto da parte nostra un piccolo aiuto, ma che per tanti invece è un grandissimo aiuto. Allora, grazie a Luca Madonia per essere stato con noi, grazie anche a Matteo Amantia, Sugar Free, Luca Madonia per questo concerto di Niscemi. Ci dobbiamo fermare, il tempo è volato praticamente. Non abbiamo avuto il tempo. Quando si sta bene. Quando si sta bene. Allora, mi devo fermare perché adesso dico subito alla regia di preparare un collegamento particolare, perché adesso andiamo a Velletri. Ma perché andiamo a Velletri? Perché c'è un siciliano che è partito da Scicli e andrà a Santiago de Compostela perché va a fare questo cammino e allora noi sentiremo... Non passa da Niscemi, no? No, da Niscemi già è partito, ma guarda, è in cammino già da oltre un mese, quindi farà tutto, attraverserà 3 stati, l'Italia, la Francia e poi la Spagna per arrivare poi finalmente a Santiago per questo suo cammino. Però ne parliamo subito dopo. Grazie. Buongiorno. Fra poco di nuovo insieme una piccola sosta. Vediamo le previsioni meteo se non sbaglio, sì.
Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì con la pressione atmosferica in aumento sul nostro territorio, dove prevarrà il sole e il cielo sarà poco nuvoloso, anche se nella prima parte del giorno avremo ancora dei fenomeni tra la Calabria e la Sicilia, ma non tutta. Questi fenomeni interesseranno in particolar modo il settore centro-orientale. Saranno localmente anche abbondanti, meglio invece sul resto dell'isola, dove il cielo sarà sereno e terso. Le temperature massime diurne sulle coste raggiungeranno i 21-22 gradi, qualche grado in meno invece nell'entroterra. Uno sguardo adesso alla giornata di venerdì, dove l'alta pressione dominerà la scena meteorologica, garantendo dunque un venerdì stabile ed ampiamente assolato, con temperature massime senza variazioni significative, anche se localmente saranno in lieve rialzo. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo. Allora, torniamo in studio, come anticipato adesso ci colleghiamo con Antonio Giannoni che si trova a Velletri. Buongiorno Antonio, grazie per essere con noi questa mattina. Buongiorno a tutti. Ma soprattutto grazie per aver interrotto il tuo cammino, perché insomma di strada già ne hai fatta, sei da un mese in cammino e ancora ne devi fare tantissima di strada. Tu sei partito da Scicli, lo hai fatto il 16 di marzo. E siamo arrivati praticamente al 23 di aprile, è da un mese che cammini. Come va? È un attimo perché il segnale... No, esattamente 39 giorni oggi. 39 giorni intensi, durante i quali hai attraversato una porzione della nostra... Anzi, siamo a metà della nostra Italia. Queste sono delle immagini che tu hai regalato ai social, che durante il tuo cammino hai praticamente realizzato. Torniamo di nuovo da Antonio, perché vorrei sentire insomma se c'è stato un momento in cui, da quando sei partito, da questi 39 giorni, hai detto ma chi me l'ha fatto fare? Per la fatica fisica, attenzione, non per altro. No, la fisica diciamo che fortunatamente ancora non ho avuto problemi. Ci sono diciamo momenti un po' più come gli altri, soprattutto per quanto riguarda meteo, perché proprio il giorno in cui sono partito è stata diramata un'allerta meteo su 3 regioni e quasi ero in dubbio se partire o no, oppure rimandare magari. Però alla fine ho detto no, ormai ho deciso di farlo, devo fare qualsiasi cosa succeda. Sono stato un po' sfortunato a beccare una delle primavere più cose di sempre, forse al sud Italia, però c'è il sole. Ieri qui in Lazio c'è stata una giornata un po' così, un po' nuvolosa, ha piovuto anche un po', però per il resto adesso il clima mi sta aiutando e per adesso sta andando tutto bene. Sta andando tutto bene. Senti, io non posso non farti questa domanda, te la devo fare lo stesso. Ma cos'è che ti ha spinto a lasciare il lavoro? Ti sei preso una pausa, hai messo in stand-by la tua vita e a un certo punto hai detto io devo fare questo cammino. Cos'è? La molla che ha fatto scattare tutto, qual è stata? Allora, la molla diciamo che si caricava ormai già da qualche anno. Io mi sono appassionato ai cammini già quando ero all'università a Torino, facendo qualche escursione un po' in giro sulle montagne, sulle colline. Poi ho fatto l'esperienza di percorrere un tratto di Via Francigena, un tratto in Toscana, un tratto in Sicilia, un altro cammino da Bologna a Firenze a piedi, e quindi diciamo che questa passione è stata poi incontenibile. Ovviamente il prossimo progetto era il Cammino di Santiago, che è il cammino diciamo unico di tutti. Beh, diciamo che è un cammino piuttosto difficile trovare il tempo. Piuttosto articolato, perché sono circa 4.000 chilometri, se non dico male, attraversi l'Italia, la Francia, la Spagna, e hai una bella sfida davanti. Il tuo obiettivo è, insomma, hai una tabella di marcia, immaginiamo, ogni giorno percorri quanti chilometri? Ci puoi dire quanti chilometri a piedi ogni giorno? Ai 20 e 30 chilometri, dipende un po' dalle tappe, sono arrivato anche a farne 40 circa, però dipende molto dal tipo di strada che attraverso
dai dislivelli, dal meteo, quindi a volte posso spingermi di più, a volte meno. Adesso sto seguendo le tappe, diciamo, classiche della Via Francigena, perché da quando sono entrato in Lazio sto percorrendo appunto questo cammino che in realtà collega Canterbury in Inghilterra fino a Roma, passando per la Francia e la Svizzera. Seguirò soltanto Lazio fino a tutta la per poi entrare in Liguria. La tua passione è sicuramente la fotografia, sei anche un videomaker e quindi stai pensando di raccontare questa tua esperienza. Immaginiamo, abbiamo visto già qualcosa sui social, ma immagino che sei organizzato, sei dotato di particolari strumenti. Oggi è facile, basta avere poco per poter realizzare poi un racconto di questa tua bellissima esperienza di vita. Sì, in realtà la mia attrezzatura è ridotta all'osso, cioè ho deciso proprio per questioni di principio di fare tutto con il mio telefono, quindi faccio le riprese, le foto e anche il montaggio, la pubblicazione dei video, è tutto da telefono perché quando si fanno questo tipo di leggerezza è fondamentale. E poi anche ho deciso di avere il minimo possibile per una questione di non dal viaggio Purtroppo abbiamo un problema. Formazione personale. Sì, abbiamo un piccolo problema nell'audio, di tanto in tanto si interrompe, però quello che volevo chiederti prima di salutarti, immagino iniziare una nuova giornata di fatica, di cammino, lungo il tuo viaggio. C'è qualcuno che ti accompagna, ti ha accompagnato, che so io, magari sanno che tu stai arrivando, magari ti aspettano, hai delle tappe predefinite per cui quando arrivi c'è qualcuno che ti accoglie? Allora, io viaggio da solo e il cammino l'ho iniziato da solo, in autonomia, però appunto grazie ai social si è innescato un fenomeno, la gente mi riconosce per strada, addirittura mi scrive prima di mi dice quando arrivi qui che ti ospito io, ti invito a pranzo o semplicemente qualcuno mi incontra e mi offre un caffè, quindi ho potuto toccare con mano l'accoglienza e l'ospitalità dell'Italia, finora del sud Italia, adesso vedremo come va a salire, però in realtà diciamo, sto acquisendo sempre più fiducia in questa cosa. Antonio, prima di salutarci, ci dici quando è previsto il tuo traguardo? Quando hai fissato, quando arriverai praticamente alla meta? In base alla tua tabella di marcia, chiaramente. Sì, no, non ho fissato nessuno. Questo tipo di cammino, diciamo, è imprevedibile, quindi potrebbero esserci giorni in cui accelero, diciamo, e giorni in cui mi prendo qualche giorno, però mi pare che in questo momento è caduta la linea con Antonio Giannone, volevamo capire se era previsto. Mi dispiace non poterlo sentire ancora. Grazie Antonio, se ci senti, grazie per essere stato con noi questa mattina. Sì. Buon viaggio, grazie, in bocca al lupo. E noi adesso ci fermiamo ancora, una breve sosta e poi andremo invece a Siracusa con il nostro Francesco Aloi. Allora, di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia. Prima di collegarci con Siracusa vi devo dare un aggiornamento dalle agenzie, perché stamattina Palermo è una città che offre tanto da un punto di vista della viabilità, purtroppo ahimè anche degli incidenti, un traffico in tilt, traffico paralizzato per un incidente che è avvenuto stavolta in via Messina Marine. Un auto articolato nello scontro con una vettura si è ribaltato
bloccando completamente una delle strade più importanti del capoluogo, che collega per l'appunto il porto all'autostrada. Il grosso mezzo blocca tutte e due le carreggiate, sul posto i vigili del fuoco per cercare di sbloccare la situazione, ma ci sono anche agenti della polizia municipale. L'automobilista e il camionista hanno fortunatamente in questo caso riportato delle ferite lievi. Vi abbiamo già raccontato invece dello scontro che è avvenuto tra due autovetture invece in provincia di Palermo, nel palermitano a Carini. Il bilancio di questo incidente invece di un morto e di 2 persone ferite. Questa è la cronaca delle ultime ore qui a Buongiorno Sicilia. Adesso, come annunciato, andiamo a Siracusa, andiamo dal nostro Francesco Loi. Con lui ci sono diversi ospiti, ci ripresenta lui. Buongiorno ancora Francesco, e siamo esattamente al Plemirio. Buongiorno. Ciao Angelo, buongiorno Sicilia, confermo che siamo in diretta nonostante la mia mise diversamente tutt'altro che primaverile, ma qui siamo davanti al Castello Magnace, c'è il mare, c'è vento, quindi meglio coprirsi. Tra poco inizierà il convegno che metterà al centro 2 tematiche molto importanti: tutela e salvaguardia della fascia costiera. Con me ci sono 2 ospiti che saranno poi 2 dei relatori delle varie sessioni. Il direttore dell'area marina protetta Plemirio, Dario Cartarasa, Salvo Cartarasa, e il presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Catania, Mauro Scaccianoce. Buongiorno a entrambi. Buongiorno. Io partirei, direttore, da lei. Insomma, tutela, salvaguardia della fascia costiera è molto importante, lo abbiamo detto, ma forse ultimamente se ne parla troppo poco, o no? Beh, sì, insomma, di parlare se ne parla sempre, troppo poco, perché è una parte del territorio molto importante, quello della fascia costiera, cioè diciamo questo rapporto tra terra e mare, sempre molto complesso, in una fascia molto abitata. Io dico sempre, pensiamo solo che il 70% della popolazione siciliana, quindi 3 milioni e mezzo circa, vive lungo i comuni costieri, e la gran parte delle attività economiche vengono svolte lungo proprio la fascia. Questo convegno, questo incontro a carattere nazionale, abbiamo con il supporto dell'Ordine degli Ingegneri di Catania, di Siracusa, e col Centro Nazionale di Studi Urbanistici e col Centro Provinciale di Studi Urbanistici di Catania, abbiamo voluto organizzare questo incontro per fare il punto, per fare vedere, di mettere assieme i diversi attori che sono coinvolti nella gestione della fascia costiera, vedere di scambiare, di incontrarsi e di trovare, diciamo, le soluzioni e i modi di poter gestire al meglio quest'area. Insomma, fare il punto della situazione. Ci saranno diversi enti coinvolti durante tutta la giornata. Ricordiamo che il convegno durerà fino alle 18. Sì. Circa, quindi di oggi pomeriggio, e coinvolti anche gli ingegneri, perché poi per quanto riguarda anche la pianificazione lungo le coste, gli ingegneri hanno un ruolo non da poco. Assolutamente sì, gli ingegneri hanno un ruolo da poco. In questo caso si tratta anche di trasferire un messaggio: il mare non più visto come solamente uno sfruttamento, ma il mare è visto come, e le coste devono essere interpretate come una risorsa che sia un motore di sviluppo, ma un motore di sviluppo sostenibile, e quindi armonizzare da un lato soprattutto la salvaguardia del mare e delle coste, e da un lato immaginare uno sviluppo sostenibile economico sotto un'unica regia, sotto un unico cappello. In questo caso, in questa direzione va il piano del mare proposto e approvato dal Consiglio dei Ministri, proposto dal ministro Musumeci, che vuole dare una linea strategica univoca, appunto, in maniera tale che ciascuno degli enti poi si possa inserire in un contesto unico. E tra poco si collegherà anche il ministro Musumeci a distanza, non sarà qui fisicamente, però c'è un tema anche importante e molto attuale, quello dell'abusivismo edilizio lungo le coste, perché
È vero che molte abitazioni sono state costruite prima delle norme che ci sono oggi, è vero che ci sono state diverse sanatorie, però poi quando arriva la mareggiata, le ultime col ciclone Harry, e lì si contano i danni e si vedono gli effetti. Prego. Sì, questo è un po', vabbè, questo è l'uso della fascia costiera che è stato un poco, ma non solamente in Sicilia, in alcune zone della Sicilia, come Triscina, l'Orsi del Simeto, ci siamo veramente contraddistinti per una, come dire, urbanizzazione selvaggia della fascia costiera. Di questo se ne parlerà certamente, sarà uno dei temi. Noi prendiamo, come diceva il presidente degli ingegneri di Catania, partiremo da questo importante strumento che è il piano del mare, è uno dei primi strumenti che cerca di mettere insieme tutti i vari attori, come dicevo, ma di anche di un altro strumento che ce lo presenterà il professore Mazzola dell'Università di Palermo, che è questo protocollo per la gestione integrata delle zone costiere, che ha a che fare con la Convenzione di Barcellona, e è una cosa importante perché dal 2 febbraio di quest'anno proprio lo Stato italiano è obbligato a seguire questo protocollo, che vuole mettere insieme un po' gli attori per garantire la tutela da un lato, lo sviluppo sostenibile dall'altro lato e anche la tutela dei soggetti sociali coinvolti. Pensiamo per esempio nel caso specifico del mare a quella classe sociale che in questo momento sta vivendo difficili momenti, che è quella dei pescatori, che anche a causa dei tristi momenti che viviamo, praticamente non escono più a mare perché il costo del gasolio è così tanto che non gli Qui arriverebbe un'altra problematica molto rilevante al momento. Angelo, a te. Sì, volevo con i tuoi ospiti un attimo cercare di capire perché la Sicilia è una terra votata al mare, ci sono tantissimi porti e allora in questo periodo si discute della trasformazione dei porti siciliani, si parla di demanio pubblico e anche di strumenti urbanistici che servono proprio per integrare tutto quello che in questo momento riguarda queste infrastrutture che sono importanti per l'economia, sono importantissime anche per il territorio, attenzione, però bisogna sempre avere grande equilibrio. Mi rivolgo in questo caso all'ingegnere Scaccianoce. Assolutamente la parola giusta è equilibrio. Vi ripeto, armonizzare scelte condivise, da un lato la salvaguardia, da un lato lo sviluppo, i piani di attuazione, i piani strategici, i nuovi PUG, i piani regolatori del porto sono fondamentali perché ci danno una visione condivisa, quindi dobbiamo sapere prima quale direzione intraprendere e anche alla luce dei cambiamenti climatici. Gli ultimi eventi a cui facevate riferimento del ciclone Harry ci hanno messo di fronte a una realtà, di scelte del passato sbagliate, e queste scelte per ripararle passerà lungo tempo, quindi abbiamo necessità di pianificare il futuro con intelligenza, con equilibrio e con armonia. E il tema, Francesco, su questo tema sottolineo che... Un attimo, dicevo semplicemente... non ti sente, eventualmente riferisco io. No, dicevo semplicemente che il tema della salvaguardia, del territorio è fondamentale. In questo equilibrio il territorio va salvaguardato perché sappiamo che la nostra purtroppo si è dimostrata un'isola fragile da questo punto di vista. Quindi bisogna prendere opportune, contromisure, adeguate contromisure per sì avere sviluppo ma avere anche protezione del territorio. Adesso torno di nuovo dal direttore dell'area marina protetta del Plemminio. Francesco. Sì, quindi il vice direttore Angelo Galliano diceva è importante la salvaguardia ma anche lo sviluppo, quindi in breve come relazionare le due cose? Allora, si dice che noi siamo in un momento di transizione, si dice della transizione ecologica, cioè significa sostanzialmente, anche se non viene applicata proprio così alla lettera, puntare sulla tutela dei beni, di questi beni insostituibili,
per creare anche occasioni di sviluppo, creare posti di lavoro, creare forme di lavoro anche differenti. Infatti una sessione dell'incontro odierno, che è diviso in 3 sessioni, sarà dedicata alla tutela delle aree protette, perché le aree protette, sia terrestri che marine, vengono diciamo individuate come laboratori dove mettere in pratica e anche sperimentare forme diciamo di sviluppo sostenibile, quindi è sicuramente uno dei temi che verrà particolarmente affrontato durante la giornata di oggi. Abbiamo il presidente di Federparchi, abbiamo anche i dirigenti dell'assessorato regionale che hanno proprio la responsabilità diretta sulla gestione delle aree protette, quindi insomma insieme a loro cercheremo di discutere e di affrontare questo tema. Sì, poi per quanto riguarda l'abusivismo edilizio lungo le coste, gli edifici che già sono costruiti, secondo voi andrebbero magari demoliti per poi costruirli altrove, naturalmente dando i ristori a chi vi abita o chi vi lavora? Qual è la vostra posizione? Ecco. No, la mia posizione in questo caso è avere un approccio rigido. Se vi sono edifici che sono stati costruiti in zone di salvaguardia, anche vi ripeto alla luce dei cambiamenti climatici, dove abbiamo diciamo degli eventi ancora più violenti, ovviamente va interpretato in una visione rigida, quindi anche demolendo gli edifici che non potevano essere costruiti e che non possono rimanere lì. Francesco, ci fermiamo Angelo, qui. Grazie intanto per la vostra partecipazione a Buongiorno Sicilia. Buon lavoro, perché i lavori cominciano fra pochissimo e poi magari vedremo di fare un punto, un bilancio di quello che è successo chiaramente in questo confronto. Grazie ancora e una buona giornata. Adesso voltiamo ancora pagina come siamo abituati a fare qui a Buongiorno Sicilia. È il momento di scrutare le stelle con Marco Amato. E allora Marco, intanto una buona giornata, ben trovato a Buongiorno Sicilia. Stamattina come sempre ci regali una piccola riflessione sempre sul mondo della musica. Quasi sempre insomma la musica ci appassiona e ci prende, e ci sono 2 stelle, una coppia tra le più importanti del momento. Esattamente, perché vi volevo proprio parlare e accendere un po' di luce su Dua Lipa e Callum Turner. Ebbene, ci sono dei rumori intorno a questa coppia intorno alla quale c'è una curiosità estetica notevole, anche perché l'anno scorso proprio l'estate scorsa per meglio dire, si sono viste a girare per le vie di Palermo, e avendo anche dichiarato sui social entrambi che Palermo è a loro cara. E quindi i rumors dicono che stanno per sposarsi, quindi si vocifera che hanno scelto proprio il capoluogo di Sicilia, coinvolgendo anche strutture di cui non faccio il nome chiaramente, che possono essere molto interessate ad accogliere un sontuoso e molto glam matrimonio che coinvolgerebbe un po' tutta la città. Allora, vediamo se le stelle ci danno una spiegazione. Dua Lipa è una cuspide leone vergine, e Palermo è sotto l'egida della Vergine. Callum Turner invece è un acquario, quindi segno dell'originalità. Uniti insieme i 2 segni che hanno un richiamo molto forte nel fare con metodo cose assolutamente originali. Sicuramente tutto quello che in questa coppia accadrà sarà indimenticabile, proprio perché la compatibilità tra i due non solo è altissima, ma riesce ad alimentarsi a vicenda e costruire delle cose veramente stupefacenti. Qualunque luogo scelgano, in qualunque modo vada, io auguro a loro la felicità possibile. E oggi vi racconto che la Luna è molto generosa in termini di felicità. Vediamo però a chi strizza l'occhio e a chi no. La Luna è in Cancro, congiunta a Giove, quindi espansa all'ennesima potenza. Quindi Vergine, Toro e Pesci sono assolutamente i privilegiati in questo senso. Ma cosa accade nello zodiaco? Ariete.
Per voi sicuramente questa luna pone una serie di spese, magari non previsto, qualche aggiustamento in termini di sintesi. Oggi avete bisogno di rendere un pochino più less i legami e tutto quello che vi riguarda. Toro, per voi oggi è una giornata molto intensa da un punto di vista comunicativo, vi rifate un po' il trucco in termini sociali, scendete di nuovo in campo, siete molto più social di prima. Gemelli, per voi di social, siete l'emblema del social, insomma, ma la Luna e Giove oggi vi fanno riflettere molto su tutta una serie di formule un pochino più sintetiche da utilizzare. Less is more per voi. Cancro, i protagonisti della giornata con questa congiunzione Giove-Luna e per cui siete semplicemente più fortunati dello zodiaco oggi. Leone, per voi invece un pochino di sospetti, di pensieri, qualcosa che va calibrato, qualcosa che non vi spiegate, ma la sera sarà molto divertente perché la luna arriva nei vostri gradi, quindi si accende la passione. Vergine, per voi è una splendida giornata in termini di squadra, di team, di assestamento, di accordi e di progetti che volete andare avanti. Siete di nuovo galvanizzati bene da un'energia positiva che vi porta a creare un'agenda di impegni veramente piacevoli e gratificanti. Bilancia, quadratura per voi della Luna oggi, quindi probabilmente dovete sforzarvi un po' per capire i sentimenti degli altri. Scorpione, ottimo per voi. Trigono, meraviglioso di Giove e della Luna, si accendono i sentimenti. Sagittario, è il vostro pianeta oggi coinvolto dalla Luna che vi rende un po' più sentimentali, emotivi e a volte anche un po' fragili, ma i trigoni dell'Ariete vi aiutano comunque a superare la giornata molto bene, anche la Luna in serata. Capricorno, per voi è una giornata di luna in opposizione, peraltro molto potenziata, per cui oggi coi sentimenti è un po' complicata, ma in serata avrete una magnifica sorpresa o dichiarazione d'amore. Acquario, per voi che siete sempre esplosivi e sorprendenti, oggi invece avete bisogno di ordine, di ricollocare un po' bene impegni e scadenze e anche di trovare lo spazio di prendervi cura di voi, per il resto va abbastanza bene. Pesci, una luna e un Giove di trigono che vi aiutano moltissimo a collocare una serie di impegni e di scadenze a cui tenete parecchio. Oggi è una giornata fatta di benessere e di intercomunicazione un po' radiale con tutti. Detto questo, a tutti i segni dello zodiaco auguro una splendida giornata. Caro Angelo, ci rivediamo domani su Buongiorno Sicilia per gli aggiornamenti del fine settimana. Auguro a tutti una splendida giornata. Grazie anche a te, una buona giornata Marco. E adesso, prima di andare da Marco Carli, un aggiornamento dall'agenzia, perché la Guardia di Finanza di Palermo ha notificato avvisi di interrogatorio preventivo nei confronti di soggetti accusati a vario titolo di associazione per delinquere, falso e frode assicurativa. Oggetto dell'indagine, falsi incidenti stradali per ottenere risarcimenti illeciti. Sono 5 le persone che sono indagate a Palermo. Aggiornamenti nei nostri telegiornali. Adesso vedo la Gazzetta dello Sport alle spalle di Marco e leggiamo allora la Gazzetta dello Sport. Facciamo un minutino legato allo sport nella nostra rassegna stampa, Angelo, partendo proprio dalla Gazzetta dello Sport con il mercato in primo piano, perché alla fine il mercato resta determinante in questa fase perché ci si sta avvicinando verso la prossima stagione chiaramente, per cui ad esempio nell'Inter sembrava finita l'epopea di Çalhanoğlu, invece con gli ultimi gol del centrocampista potrebbe restare, il titolo è proprio questo, Inter resta, Can adesso è diventato incedibile, pronto al rinnovo. Ma ci sono anche le mosse di Juventus e Milan. Da una parte la Juve che sprinta per Alisson, portiere ex Roma ma soprattutto ex Liverpool, e il Milan invece mossa Goretzka, il centrocampista del Bayern di Monaco. Di mercato si parla anche sul Corriere dello Sport, ma non solo. Alisson scontato è il titolo che arriva dal Corriere dello Sport per quanto riguarda il brasiliano che vuole lasciare i Reds con un anno di anticipo, e poi si parla della Coppa Italia perché ieri c'è stato un portiere che è diventato il protagonista della serata, è Motta della Lazio, che ha parato 4 rigori consecutivamente e ha consentito alla squadra laziale di andare in finale di Coppa Italia raggiungendo l'Inter, eliminata l'Atalanta. Facciamo un rapido punto invece per il Catania, lo facciamo attraverso
sfogliato le pagine della Sicilia, in cui troviamo questo articolo legato a uno dei protagonisti rossazzurri e anche ex di turno, cioè Jimenez. È un Jimenez tra passato e presente. Toscano gli vuole cucire il Catania addosso, il suo arrivo in rossazzurro proprio dalla formazione bergamasca, dove aveva collezionato 6 gol e 8 assist, ed è provato anche a centrocampo, chiaramente anche in considerazione delle assenze. A te, Bene, Angelo. grazie Marco. Allora ci fermiamo qui con Buongiorno Sicilia per questa mattina. L'appuntamento è a domani. L'augurio a tutti voi di una buona giornata.